Po' al scomenzà a diur in parabolis. Un om al planta un vignal, i mettette oratorum necise, al sgiavà un turcli, al fasè une torate, le fitai contadins al partì per un viaggio. Tesso stagion al mandà dai fituai un so servidor, per vedi lor la sopar di prodotto dal vignal. Ma che dopo di velu chiappat lu pacarin e lu tornarin a mandain da urculis mans chiassant. Allora al tornà a mandà un altro servidor, ma che gli spaccarin il chiaf e lu svilanarin anche lui. In mandà un altri e lu coparin. E ur capità compaia tanti atris, che gli emplarin di pachis o gli coparin. I restava antimo un, il soffi tantiar. Per ultim, ora al mandà anche lui, disin dentro di sé, avaran rivuarta mancul pargnofi. Che i fituai investit si cisicarin tra di lor, che il chi a lei l'ered, vignit copinlu e l'ereditate sarà nestre. E dopo di velu brincat lu coparin e lu buttarin fur dal vignal. Ce fasarai alcumò il paron dal vignal. Al vignarà, al fruciarà i fituai e urdarà il vignal a atris di lor. Nove isolet che stoc de scritture. Il clap che i muredors lu vevi imbuttat di bande, alle diventat propit il chiantonal. Alle stat il signor che l'ha faddut chest e aie une robone painestris voi? Allora lor acerivi di brincalu, ma avevin paure de int. Difat avevin capit che lui aveva dite queste parabole par lor, e così, dopo di velu lassat là, s'inlerin. I mandarin un trop di fariseo se di Erodian sparchiapalo in qualche peraule. L'azdon gli disin: Mestri, o savin che tu sei sclet, e che non tu ha sudizion di nissun, parce che non tu chialis in muselis personis, ma tu insegnis la strada di Dio se ont veritat. Esal permettuto no, di paial tributo a Cesar. Vino di paialu o no? Ma lui, cognosù della lor falsetà, tur di sé. Perciò mi tentaiso, portaimi chi un denar, che lu viodi. E al portarin, e lui ur domandà, di cui ese che ste muse, che ste iscrizion? E risponderim, di Cesar. Allora Gesù dise, dai ta Cesar, cecale di Cesar, e a Dio, cecale di Dio. E lor a restare in cence per aule. A capitarin anche Sadduceos, ca contindin ca non de resurrezion. I domandarin. Mestri, Mosè alla scrit par no. Se il fradi di un al mur e allasse la femmine cence fruz, il fradi di lui alla di chioli la femmine e dai una discendenza a suo fradi. Po ben, aierin siet fradis. Il prim al chiole une femmine, ma al morì e non la sa discendenze. Le chiole il second, ma al morì anche lui cence la sa discendenze. La stessa roba al fasel tierc. Duci siet non la sarin discendenze, e tal'ultim e muringhie la femmine. De resurrezion, quanche lor a resurrisaran, di cui sarà e femmine, pal fat che le han vude par femmine duci siet. Ur risponde Gesù, no es al propit par chest che oseis fur di strade, perché che non cognoseis né li scritturis né la potenza di Dio? Difat, quanca resurrisaran dai muarts, non si sposaran e non si maridaran, ma saran come gli agno in cil. Rivuart poi ai muarts che venin resuscitats, non veso letta al libri di Mosè che il toc dal baraciar, quanche Dio dise, io o so il Dio di Abram, il Dio di Isaac e il Dio di Jacob. Dunque, lui non è Dio dai muarts, ma dai vivs, perché lo sei propit fur di strade. Allora, il donne un scritturist che lo veve sintuzza questiona, e viudut che Gesù aveva rispondut ben gli domandà, qual è il prim di tutti i comandaments? E risponde Gesù, il prim è, ascolta Israele, il Signor nostro Dio è l'unico Signor. Allora tu amaras il Signor tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo è questo. Tu amaras il prossimo come te in persone. Non dai nessun altro comandamento più grande che questo.
E disse il scritturist: ben, mestri, tu has vude proprio tresondi di che lui è unico e che non dè nessun altro fur di lui. Amalu con tutto il cur, con tutte la intelligenza, con tutte la fuarce, e ama il prossimo come in sé in persone, al val più che no tutti gli olocausti e i sacrifici. Allora Gesù, viodint che aveva risponduto con sentimenti, disse: no tu sei lontan dal ream di Dio. E nessuno lo save più a tirai fur questions. Chiappant la paraula biel che l'insegnava tal templi, Gesù al domandà: c'è mut mai che i scritturisti disin che il Messia è figlio di David? David stesso, di fatto, sburtat da Spiritu Sant alla dit: il Signor gli ha dit al mio Signor, sentiti alla mediestre, finché non varai metuzzi tie nemis come scagn so dai tie pis. Sedunti anche David lo clama il Signor, c'è mut fasi alla Iesi Sofì. E la folle iere tante si consolave ascoltarlo. Bie l'insegnante ur diseve anche: guardaisi dai scritturisti, che tegnin un evore alla torvistuz di fin e a Iesi saludats te placis, a chiappalis primis sentis te sinagogis e a sintasit ai prins puesti in tais gustas. A glotin lis chiasis des veduis e fasin fente di prea a lung. Avaran une condanne plui tremende. Sentat denanda al tesaur, Gesù stava chialant cemut che la int e buttava i bez dentro tal tesaur. Andiere un evore di insiore che buttava dentro un disordin. Rivade però une puere vedue e butta dentro dome dos palancutis, can il valor di un quadrant. Allora lui al clamadon di i siedi sepui e urdisè: us al dis in veritat che queste biade vedue e ha buttat dentro di plui di dut di che han buttat bez in tal tesaur. Di fat, duti andat di ce che urvansave, ma iete so miserie, e ha buttat dentro dut ce che veve, tutte la so bocchiade.